Allora, racconto un po' brevemente la mia storia. Dal 2015 ho fatto la domanda per la casa popolare, ho un marito invalido, un bambino invalido e non posso più abitare a casa di mia suocera. E ovviamente se mio marito non lavora, io non lavoro, non posso pagarmi un affitto, una casa, quindi aspetto la casa popolare, ho un punteggio di 8 punti e sono 57esima in graduatoria, però non so quanto tempo ancora devo aspettare per una casa. La stessa cosa mia, sono in graduatoria, sono la 403esima, ho una figlia invalida e un marito invalido e aspettiamo la casa popolare e ancora non abbiamo avuto risposta. Io non ce l'ho la domandina, però sono separata, ho una bambina di 15 anni e sto un po' da mia mamma, da mia sorella, perché non ho nemmeno la residenza, perché non ho un posto stabile. Quindi aspetto questa cosa per la casa popolare. Io ho 37 anni e sono senza lavoro e non so cosa fare. Questo io sono... Io ho fatto una domandina dal 2000 e sono anche in graduatoria e nessuno mi ha dato neanche una risposta. Che mi dicono che casa non ce ne sono, mi dicono sempre la stessa cosa e sto aspettando ancora una casa che punteggio. Io ho in graduatoria sono 13esimo punto e basta, sto aspettando ancora.